Le strade vuote durante il lockdown, la tangenziale senza traffico. Le settimane di aprile sono state sfruttate dall'amministrazione comunale di Padova per testare le condizioni di salute dei ponti dell'anello della tangenziale, sottoposti a sollecitazioni quotidiane dovute al continuo passaggio di auto e camion. Uno snodo strategico non solo per la città, ma anche per tutta la provincia, visto che rappresentano il principale collegamento con l'Interporto e il porto di Venezia. I tecnici del comune hanno effettuato le prove di carico con i camion speciali. Ecco cosa è emerso. Insomma, un complesso di prove molto approfondite e anche di alto livello che hanno consentito di mettere in evidenza il buono stato di conservazione dei 12 ponti. Fanno eccezione appunto due manufatti in particolare, uno con problemi minori, il cavalcaferrovia dell'Interporto, e uno con dei problemi un po' più importanti, ovvero il cosiddetto ponte sul fiume Bacchiglione. Su questi ponti è stata effettuata anche un'ispezione subacquea. Ecco le immagini registrate dai sub che si sono immersi per verificare lo stato di conservazione delle pile. Sono stati utilizzati tra l'altro dei mezzi rilevanti da 56 tonnellate e anche un mezzo da 108 tonnellate che comunemente sono tutti assoggettati a dei permessi particolari perché sono cariche eccezionali. Ad oggi l'amministrazione ha deciso, conformemente agli esiti dello studio, di dare accesso alla tangenziale solamente ai mezzi consentiti dal codice della strada, quindi al di sotto delle 44 tonnellate. Il ripristino della viabilità completa, quindi inclusi i carichi eccezionali, avverrà dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino. I ponti sono sicuri per il transito regolare delle auto e dei camion, ma restano al momento interdetti ai trasporti eccezionali. I lavori non sono urgenti, ma servono comunque per rendere sicure le strade padovane, per questo dovrebbero iniziare entro l'estate del 2021. Questa operazione completa tutto un quadro sui 200 ponti della città che stiamo tenendo monitorati in modo scrupoloso. L'intervento sul ponte della ferrovia è un intervento minimale ed è intorno ai 40.000 euro, mentre più impegnativo sarà la sistemazione del ponte sul Bacchiglione. Circa 1 milione di euro sarà la cifra che stanzieremo per la sistemazione.